davanti alle acciaierie a Terni, ecco, occupata d'inverno con la neve all'aperto, e a disegnare all'aperto con la neve, ragazzi, vi assicuro è una cosa difficilissima anche per me. Ecco, oppure altre volte in altre situazioni comunque sempre, oppure dietro il Giro d'Italia, dietro il Giro di Francia. Facevo l'autostop e il giorno in cui lui vinse il Tour de France stava attraversando il confine fra la Francia e la Germania, e alla frontiera i doganieri francesi, quando videro che ero fiorentino come Nencini, che secondo loro aveva rubato la maglia gialla finale e la vittoria al Tour dei francesi, quasi mi volevano picchiare. Il ciclista è appassionato poeta. Beh, mica male, poteva andarti peggio. Mi è andata bene, conoscendo Sergio. Chi è Sergio Stein? Ma io sarò più sintetico, ma insomma, per ognuno Sergio Stein è qualcosa di diverso, perché credo che abbia rappresentato sempre quella sintesi strana fra ironia e passione civile che poi ha fatto scuola. Cioè, non mi viene nessuno che abbia, come se avesse inventato un lavoro, come se avesse inventato un ruolo, come se avesse inventato un pezzo di libertà nella comunicazione italiana. Non si può non essere poeti se uno viaggia con Sergio. Va sicuro che lui ha dentro una caratteristica fondamentale, una caratteristica molto rara nell'Italia di oggi e forse nell'Italia di sempre: la generosità. Se un giorno si dovesse dire una cosa fra 1000 anni di Sergio Staino è questa, che lui è una persona estremamente generosa e si riesce a metterla in piedi, ognuno con le carte che si trova per caso in tasca, dividi il tempo, dividi la sorpresa, la possibilità, dividi l'avventura, a quel punto dividi gli ideali. Insomma, io sono nato nel 40, nel 43 ero sotto le bombe alleate, quando bombardavano era più i giorni che stavamo a dormire tutti insieme col vicinato, col paese, nelle grotte, nei rifugi e così via, in situazioni di grande commistione con tutte le persone, mangiando le stesse cose, cercando di far mangiare se c'era da mangiare, dividendosi. Questo collettivismo di guerra, ma credo mi abbia già all'inizio formato molto, insomma, perché per me era una gran festa stare con gli altri bambini, con gli altri, poi tutto un tratto bisognava stare fermi, sentivamo sganciare queste bombe, questi cubi boati lontani che sono lì. E da lì e poi dopo la Toscana del dopoguerra, le case del popolo, una vivacità politica fortissima. Leggi un po' qui, vedi questa cosa che ti sembra, c'è questo desiderio. Questo mi ha portato a lavorare spessissimo con altri, insomma, ecco. Però anche a fare belle amicizie. Io quando sono entrato nel mondo del disegno a fumetti, la prima cosa che ho fatto, sfruttando la celebrità che mi cadeva addosso, mi sono presentato a tutti quelli che io stimavo. Lui mi fa questa cosa, mi porta in giro un po' di peso, perché poi io non ci vedo, mi muovo male, insomma, ho tutta una serie di esigenze, insomma, no, del fatto alla 29, l'anno della Grande Depressione, ha cominciato a disegnare, ma ha fatto varie prove e così via. Io quel 10 ottobre decisi di tentare la strada del fumetto, era una crisi abbastanza grossa dal punto di vista del lavoro, e dovevo in qualche maniera tentare di sfruttare questa mia grande passione che è il disegno. Mi misi a tavolino e dissi a mia moglie: guarda, oggi è il 10 ottobre del 79, io provo a fare una striscia al fumetto. Non sapevo assolutamente cosa fare, non avevo nessuna idea. Il 10 ottobre dell'80, cioè esattamente fra un anno, mi sono fatto questo piano di un anno, verifichiamo che cosa sono riuscito a fare, dove sono arrivato, se sono riuscito a vendere qualcosa. Erano già tutti occupati da disegnatori, coniglietti, lupi, galline, non c'era animali liberi. Allora sono passato alla se potrei fare una persona umana, e ho avuto l'illuminazione, ho detto: ma che cretino che sei, ma ce l'hai sotto piano, sotto di te, davanti. Ti guardi allo specchio e racconta te stesso, hai vissuto abbastanza, hai preso un sacco di scottature, hai avuto frustrazioni, ideali, situazioni comiche,
tragicomiche o tragiche, racconta queste qui in chiave allegra. Allora ho preso e mi sono fatto la caricatura, sincerità, ma non era ancora affinata come poi penso che sia diventato dopo, però erano molto sinceri, c'era sincerità dentro, l'ho mandata del buono ha visto questa sincerità, ha capito che tutto sommato io non me ne rendevo conto, ma lui se ne è reso conto che stavo raccontando una crisi generazionale, cioè la fine del 68, il ritorno con i piedi per terra di fronte a una realtà che era molto meno mitica di quella che avevamo sognato, ed è nata l'avventura di Bobby. A me pare che la velocità nella fruizione delle cose sia, se con due curve riesci a vedere il tramonto lo vanno a vedere in parecchi, secondo me. Sono d'accordo. Senti, ma sentite, voi il tramonto lo guardate spesso insieme ai bambini. Pensavo alle affinità, no? Pensavo ai figli di Bobo, che credo siano i figli di Sergio poi, no? Sì, sì. E pensavo al tuo... Ilaria e Michele.